Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera abbiamo un ospite molto importante, niente di meno che Mauro Rango. Grazie Mauro per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, buonasera. Mauro, sicuramente molti di voi lo conosceranno, è fondatore e presidente di Ippocrate.org ed che è un'associazione, diciamo, che si occupa di medicina, ma diciamo è diventata molto attiva in questi ultimi tempi per tutte le vicende che noi conosciamo e di cui noi non c'è necessità di parlarne adesso. Io so che per te, Mauro, ho sentito altre tue interviste, la prevenzione in campo medico è molto importante, per cui partirei subito con la prima domanda. Che ruolo avrà la prevenzione nel mondo che verrà, secondo te? È una bella domanda perché è legata a quale sarà il mondo che verrà. E quindi non sappiamo chi governerà il mondo che verrà. Certamente se sarà governato soltanto da chi ha interessi economici, il ruolo della prevenzione non esisterà, mentre se invece dovesse prevalere il buon senso, la prevenzione dovrebbe riacquisire quel ruolo che ormai ha definitivamente perduto. Purtroppo tanti ascoltatori poco attenti scambiano il concetto di prevenzione col concetto di fare qualche esame per verificare se c'è qualche grosso problema, tipo un'ecografia, tipo esami del sangue. Ecco, quella non è prevenzione, ma è quello che il medico di base o i medici fanno passare per prevenzione. La prevenzione è sostanzialmente fare tutte quelle cose che servono per restare in salute. E Chiaro. quindi fare qualche cosa prima che il corpo si squilibri e molto prima che si insedi una patologia d'organo. Quindi sto parlando di cose come lo stile di vita, l'attività fisica, stare attenti a cosa introduciamo, cosa respiriamo, quali sono le cose che possono farci bene, quelle che ci possono far male. La qualità delle nostre emozioni? Anche quelle, arrivavo anche lì. L'ambiente dove siamo inseriti, se viviamo all'interno di campi elettromagnetici molto elevati, ovviamente le nostre reazioni chimiche e biologiche interne all'organismo subiranno anch'esse delle mutazioni, per cui un po' a tutto quello che ci sta intorno. Tu dicevi le emozioni sono anch'esse fondamentali in quanto spesso la malattia anche grave, si insedia là dove ci sono stati blocchi emozionali profondi e spesso radicati in un tempo molto lontano. Parlo proprio di infanzia, parlo addirittura anche di gestazione nell'utero materno. Per cui questi aspetti, tutti questi aspetti vanno considerati quando si parla di prevenzione. Ovviamente la prevenzione così concepita si scontra col modello di sviluppo della nostra civiltà, almeno della civiltà occidentale. Il modello di sviluppo di questa civiltà è fare sempre più profitto, poco importa a scapito di chi e di che cosa, quindi non vanno cambiate le prerogative per fare il profitto, quindi se lo stile di vita indicherebbe di ridurre certi consumi, di fare qualche cosa che porta meno soldi nelle tasche di chi gestisce tutto questo, questa civiltà, questo nostro mondo diciamo neocapitalista, ecco, se questo comportasse delle riduzioni di tipo economico-finanziario in chi dirige
Tutto questo, ovvio che questo viene fatto scomparire. Viene fatto scomparire come? Attraverso i media, i mass media. I mass media sono, diciamo, l'arma più potente che ha in mano il sistema di dominio e di potere, e i mass media convincono le masse che la prevenzione non serve, o che o spostano l'attenzione su altre questioni. Chiudo dicendo che noi abbiamo vissuto 3 anni, un incubo di 3 anni sulla questione Covid, che ha fatto in Italia 150.000 morti in 3 anni. 150.000 morti perché ci si è rifiutati di curare le persone ammalate, sostanzialmente solo per questo, ma facciamo finta che non sia così, facciamo finta che effettivamente siano i 150.000 morti perché dovevano morire, e ripeto, non è così, perché quelli che noi abbiamo curato sono guariti. Se anche così fosse, è stata dipinta come una pandemia. Ricordo che non 150.000, ma 500.000 persone ogni anno muoiono in Italia per cancro e problemi cardiovascolari, dettati proprio da inquinamento, da problemi emozionali e da una mancata prevenzione. Quindi non 150.000 nei 3 anni, ma 1,5 milioni, quindi 10 volte tanto. Quindi la vera pandemia è quella, e nessuno sta pensando a quella che è la vera pandemia. Sì, io sorridevo mentre tu parlavi, non perché queste notizie mi fanno piacere, tutt'altro, ma ho potuto constatare che alla fine ci sono tante associazioni, magari non tante, ma ci sono alcune persone che lavorano in maniera parallela e magari non lo sanno. Il fatto che, per esempio, noi della nuova pedagogia ci occupiamo proprio di creare l'ambiente migliore per genitori, educatori e bambini, perché per noi è molto importante, perché quello per noi è sintomo di salute, no? Avere un ambiente dove i bambini... Esatto, dove i bambini possono stare a loro agio, dove gli insegnanti, i genitori si sentono a loro agio, e nello stesso tempo noi abbiamo un percorso di decondizionamento che si chiama Scuola Agire, che è fatto proprio per dare questi strumenti. E mi piacerebbe molto se tu parlassi proprio di questa scuola di Ippocrate che avete insomma fatto, che ha delle finalità molto simili a quelle che perseguiamo noi. Sì, allora noi come Ippocrate.org abbiamo diverse attività formative. Abbiamo appena concluso il percorso dei referenti territoriali per il benessere, che è durato da marzo fino ad oggi, e che ha coinvolto più di 1.500 persone con docenti, diciamo, di alto calibro. Poi tu nominavi la scuola di Ippocrate, invece è la scuola per laureati in professioni di cura, medici, psicologi, infermieri, farmacisti, cioè tutti coloro che si occupano di cure e che sono laureati, e è una scuola che dura 2 anni con docenti anche internazionali di altissimo calibro, altissimo livello, e all'interno di questa scuola si tenta di decostruire un po' quello che è stato, come dire, la formazione che ormai oggi viene data dal primo giorno che si entra a scuola fino all'ultimo giorno di università, ed è una formazione che risponde a determinati obiettivi, per cui mancano tutta una serie di informazioni, ma non solo, manca proprio ormai uno sguardo, una mentalità che possa vedere alle questioni, possa guardare alle questioni in un certo modo. In sostanza, chi esce oggi da tutto il percorso formativo è una persona che si avvicina via via sempre più ad un robot. Lo vediamo per esempio anche nella nostra esperienza quotidiana. Si va dal medico di base, fa fare gli esami, vede gli esami, guarda il farmaco, ti ordina il farmaco, non conosce la farmacocinetica, la farmacodinamica
la gente è convinta che quel medico conosca cosa fa il farmaco dentro il tuo corpo. Non lo sa, perché i medici fanno un solo esame di farmacologia, mentre un farmacista che vende e ti incarta il farmaco al banco ne fa 5 di esami di farmacologia, per cui il farmacista lo sa, mentre il medico no. Il medico ti ordina un farmaco, non sa, come dicevo, quali siano gli effetti collaterali reali, sa solo quello che viene detto a lui dalle case farmaceutiche tramite i loro informatori, e ordina determinate medicine in base a dei protocolli preconfezionati che arrivano dall'alto, che si basano su certe ricerche scientifiche. Lui non va a vedere, non va a verificare, diciamo, non tutti, ecco, poi magari per fortuna ci sono le eccezioni e le eccezioni ci hanno raggiunto come Ippocrateo, però generalmente non vanno a verificare la fondatezza di queste ricerche, come funziona il farmaco, e quindi, ma anche, solo per fare un altro esempio, che anche questo è conosciuto da tutti, una persona che ha il cancro va dall'oncologo, l'oncologo fa esami e agli esami poi abbina un protocollo già fatto e già lui non ci mette nulla di suo. Ecco, questo tipo di lavori li fa meglio un computer, li fa meglio un robot. Cioè un giorno non molto lontano, fra credo 10 anni, ci saranno robot capacissimi di fare molto meglio questo tipo di mestiere. Per cui la scuola sta formando persone sempre più simili ai robot. Quello che noi vogliamo fare è cercare di invertire la tendenza e formare persone che riprendano e diciamo rispolverino la propria creatività, abbiano uno sguardo amorevole sull'essere umano e quindi ritrovino anche la passione della, diciamo, connessione con l'altro, perché quando visiti una persona comunque e quando curi una persona ti metti in dialogo, ti metti in relazione con un'altra persona e ti scambi delle informazioni, ti scambi delle emozioni. Già questo è il primo passo. Questa cosa è stata ormai tolta, è scomparsa, ormai il paziente non è più una persona, è diventata una patologia e questa patologia va trattata, come dicevo, secondo certi protocolli. Ecco, noi tentiamo di ripristinare quello che è il rapporto medico-paziente, tentiamo anche di dare strumenti tramite questa scuola ai medici, agli psicologi, per poter vedere il quadro da una prospettiva più ampia. Faccio un esempio, perché abbiamo parlato prima di emozioni. Un corso è sulla psiconeuroendocrina immunologia, perché ma questo si sa da 40 anni, non è che l'abbiamo scoperto noi, ci sono evidenze scientifiche consolidate, solo che è una materia che non entra nelle università. Perché? Perché è una materia che mette in discussione il modello di sviluppo, perché la psiconeuroendocrina immunologia dice quando c'è uno squilibrio emozionale, quindi uno squilibrio psichico, c'è un'influenza a livello neuronale, l'influenza neuronale modifica gli ormoni modificano l'assetto immunitario e quindi da lì poi si innesca la patologia, la malattia. Ho fatto questo esempio solo per dire che solo introdurre prospettive diverse a cui guardare sia la persona che sia la malattia può riportarci a avere quella visione che consente di affrontare in prevenzione l'equilibrio, l'omeostasi e mantenere la persona sana, e in cura affrontare le malattie, le patologie da una differente prospettiva e anche in collaborazione con tutte quelle specializzazioni, specialità di medicine altre che possono integrare dei percorsi di medicina ufficiale. Chiaro. Prima di passare alla terza domanda, Mauro, volevo fare un piccolo inciso. Io sono un ex regista del telegiornale che si è licenziata e che si è messa a studiare psicologia, adesso faccio la psicopedagogista. Secondo me il leitmotiv del mio lavoro è proprio ripristinare l'umano che è in noi, che è un problema che per esempio noi riscontriamo anche nella scuola, dove le maestre ci dicono che hanno delle direttive disumane che impediscono loro di fare bene il loro lavoro. Cioè questa perdita di umanità io l'ho potuta riscontrare diciamo in tutti i campi, non solo in quello medico ma anche per esempio in quello scolastico eccetera eccetera.
Però passo alla terza domanda perché la nostra intervista è quasi alla fine, ed è quella che, dici un po' Mauro, ma quando hai sentito di avere questa missione, eri già un bambino sensibile a determinati temi? Perché per esempio noi sappiamo che la Montessori già quando era piccola diceva che voleva fare il medico e tutte le ridevano dietro perché alla sua epoca le donne non potevano studiare medicina. Eppure lei ha fatto il medico, per cui ci viene questa curiosità. Mauro, dici un po' com'eri battagliero lo stesso da bambino? Ma no, non avevo in mente di fare il medico, però mi ricordo che ero diverso dagli altri bambini perché soffrivo moltissimo quando vedevo qualcuno che uccideva una qualsiasi creatura, un animale, non solo un gatto, un cane, ma anche le formiche, e quindi per me era una grande sofferenza. Quindi c'era questa particolare sensibilità per la sofferenza degli altri esseri, umani o non umani, non faceva tanta differenza, quindi per la sofferenza. Poi sono sempre stato un po' ribelle, nel senso che facevano fatica a tenermi inchiodato al banco, non capivo perché dovevo stare seduto a un banco tutta la mattina, tutto il giorno. Quindi anche lì poi creavo problemi, mi sospendevano, chiamavano i genitori, insomma, ero un po' vivace, ecco, da questo punto di vista. Però ecco sì, c'è sempre stata un po' l'anima, come dire, di cercare di organizzare, fare cose per dare una mano al prossimo. Questo c'è sempre stato ed è sempre rimasto, voglio dire, durante il percorso della mia vita. Quindi questo ci conferma che ci sono delle anime che si incarnano e hanno già un'idea della loro missione, se soltanto gli adulti fossero così consapevoli da lasciargliela fare. Ecco, io vorrei chiudere questo nostro incontro, ti ringrazio veramente di Io cuore. non so dirti se ci sono anime che si incarnano, sento tanti che mi dicono questo non te lo so dire perché non ho le evidenze, perché poi mi rimane anche uno spirito proprio di quelli rigidi, scientifici, eccetera, che vogliono le prove, quindi non ho ancora visto un'anima incarnarsi, però voglio dire, tanti ultimamente cercano di portarmi a scoprire questo aspetto, vediamo se riuscirò. Sì, io ti consiglio un libro di un neurologo che si chiama Alexander Eben, che ha scritto un libro che si chiama Milioni di farfalle. Ecco, questo è un libro molto interessante perché è uno scienziato che è stato in coma diversi giorni e ha riportato un'esperienza veramente interessante. Questo soltanto così a titolo informativo. No, io volevo invece, dato che credo fondamentalmente che il nostro incontro non sia un caso, vorrei lasciare questa nota positiva per dire che siamo in un momento in cui c'è un tipo di medicina, ma ne è nata pure un'altra, una sicuramente più vicina agli esseri umani. E se le persone vogliono rivolgersi ai vostri medici, tu mi confermi che basta andare sul vostro sito, vero? Sì, allora noi abbiamo curato per 2 anni gli ammalati di Covid gratuitamente, tutti i nostri medici hanno fatto questo. Ora il Covid è terminato, nel senso che il Covid che c'è adesso fa 2 giorni di febbre, insomma può seguirlo tranquillamente il medico di base. Mentre stiamo aprendo ambulatori, studi medici, studi psicologici in Italia, abbiamo cominciato, siamo già in 5-6 regioni e contiamo nei prossimi mesi di coprire tutta la penisola, e in questi ambulatori, che questi però sono a pagamento, un prezzo tenuto basso, eccetera, i medici devono rispondere a un codice etico, eccetera, ma tramite questi ambulatori cerchiamo di riproporre proprio una medicina diversa. Quindi sì, è nata una spinta forte proprio dall'esperienza negativa. Sempre dalle esperienze negative poi nasce anche, no, come ci insegnano tanti filosofi, il bene non nasce dal bene ma nasce dal male. È proprio così, questa è la funzione del male, quella di spingere l'umanità a migliorarsi. Certo. Allora, grazie mille Mauro per questo incontro. Grazie a te Adele, spero che ci vediamo in altre occasioni anche per parlare di pedagogia, perché siamo impegnati anche su progetti di questo tipo, quindi un Bene. confronto mi interesserebbe.
Ma certo, molto volentieri. Io spero di incontrarci dal vivo, perché poi siamo anche un po' stufi di tutte queste online che da un lato è molto comodo, ma il contatto umano è sempre la cosa migliore. Allora, a presto, sperando di trovare un'occasione. Vi saluto. Ciao a tutti, alla prossima. Arrivederci.